Aristotele diceva che 21 minuti è la durata ideale per un podcast. Ma guarda caso, questo podcast Baigli dura proprio 21 minuti. Ma siamo sicuri che Aristotele diceva sta roba qua? No, però siamo sicuri che Bailly dura 21 minuti. Sì, questo sì. Sì. Scappa! Bentornati a Bajiji o Baigli. Baigli, che sono 21 minuti di chiacchiere in leggerezza, proprio le stesse chiacchiere che faresti quando a tavola metti i bagigi, capite? I baigli, I baigli, chiarissimo, arachidi in italiano, baigli in veneto, discorsi leggeri, Cioè, compagnia. lo dico in italiano, caveghe che il megafono. È sempre stato il mio sogno avere un megafono. È il mio no, però, è il mio incubo, non è il mio sogno. Ci sta, è vero. sono discorsi Sì. da Baigli, va È ben vero, tutto, è vabbè vero, anche sta, un sta. megafono. Sento quel che è il mio sogno, vero? No. È andare a una gara dei ciclisti con un megafono, andare sul quartiere e dire: Signore e signori, corridori in arrivo, spostarsi a destra. Signore e signori, so che corridori in passa. arrivo, spostarsi a sinistra. Così ne capisci niente Quello che passa dietro con la moto, Esatto. Salutiamo tutti gli amici delle moto dietro i ciclisti o davanti. Magari Esatto. chi nel weekend andrà in giro in bicicletta Per o esempio. in moto, ad esempio. Io non so cosa farete voi nel weekend, io mi riposo sicuramente perché qualche settimana fa ho organizzato il 18° compleanno di mio figlio. Guarda, mese basta per i prossimi 30 weekend. Perché ancora da riprenderti. Ancora da riprendermi. Ma ti quanti anni hai gatto? 60. Mio figlio ha fatto 18 anni, non Aia. ho quanto ho 60, fatto, cioè ne ho 48. No, non te riprendi più. Mi invece il weekend passato sono andato a vedere una gara di ciclisti e con un megafono che ho detto: Signore e signori, spostarsi a destra. Corridori in arrivo. Anzi, no corridori, ma corridori in arrivo. Corridori. Tu Marco cosa hai fatto? Sì, che abbia fatto questo weekend che ho portato Mario a calcio. Cioè mio vabbè, figlio con manco entusiasmo, però no, Dio, ma cioè, è una Marietto, cosa bella, no? bellissima. Devo dire Beh, sì, che insomma. Marietto, non mi pare il dalla mio pausa che ha figlio preso. 6enne Sì. va a calcio e quindi io saluto tutti i genitori che hanno un figlio che fanno qualsiasi tipo di sport, perché i weekend sono dedicati a trasportare il proprio figlio a fare lo sport. Trasportare proprio l'entusiasmo trasuda dalle parole di Marco. Non voglio essere, cioè è bellissimo, è bellissimo, anzi voglio dire che ho riscoperto lo sport, tanto è vero che dico andiamo a giocare per esempio, che ne so, a Montagnana. Scusa Marco, conoscendoti hai scoperto lo sport, non ho ho visto fare riscoperto. neanche Ma piace l'andiamo. Ma sai tu, ma io ti sento che mi invece ho ripreso a fare sport, sai cosa faccio? Cosa fai? Ciclismo. L'ho incontrato sulla salita di Turri di Montegrotto Terme. Mica aveva una bicicletta, ma penso che sbuso erode piuttosto di andare in giro con uno col megafono. Ma ascolta, Bene. quindi ha portato Mario a calcio alla partita e adesso bello, avete una roba positiva che sarà di tutta la giornata. No, ma Cioè, allora, nel senso, ragazzi, cioè, è bellissimo portare il proprio bimbo a fare sport. Sì, ok? sì. Poi ho la mia bimba che va a nuoto, ma là dico grazie nonni che aiutano i genitori a portare i figli a fare sport. Pensavo Sì. dicesse grazie ai braccioli che la tengono a galla. No. Ma Però no, siccome nonni. il sabato magari so casa o la domenica, naturalmente e il pomeriggio si va a portare. Certo. Allora, adesso l'ho detta male perché in realtà è una cosa L'hai molto detta male, bella. perché- E volevo anzi raccontare una cosa che mi ha molto colpito. vai. Allora, nel rugby c'è il terzo tempo. Sì. È famoso il rugby per il terzo famosissimo. tempo, no? Lo spieghiamo cosa significa terzo Sì, tempo. bravo. Se mangia e se beve tutti insieme Dopo bene, partire. dopo essersi Bene, da. bene. Dopo essersi da. La bellezza è proprio quella, va la bene. contrapposizione, cioè i semena dall'iniziativa, No, il però calcio- poi condividono un momento di Crassa e Cronio che te magari da prima ha avuto un tramesin. Questo succede praticamente. grosso modo. Esatto. E tra l'altro, dietro a quei che fa rugby c'è sempre un signore che fa. No! Tramesini in arrivo, pizzette caldine. No, non lo sopporto più. Quindi cosa è successo? Avete fatto il terzo tempo, una bella Siamo cosa. siamo stati ospitati dalla nostra città quando siamo andati a giocare, no? Quando Sì, siamo Siamo, andati, certo. siamo andati a giocare, e in questa società che a fine partita ci ha offerto pizzette, tramezzini, Bello, sì. panini, salame a volontà per i genitori, bello, eccetera, bello. eccetera. E è stato molto bello perché hai visto tutti i bambini di tutte le squadre mangiare insieme, poi insieme. giocare insieme, Bello. eccetera, eccetera, eccetera. Al che noi genitori della nostra squadra abbiamo detto bello, perché non lo facciamo anche noi?
noi. Beh, vedi. Allora, la partita dopo abbiamo organizzato e anche noi abbiamo portato qualcuno ha fatto un dolce, io ho fatto un dolce. Che dolce hai fatto, scusa? Dolce con riso soffiato come negli anni 80. Qui col Mars. Qui che ti impasta. Quando mangi fa... Parte mangiare un sugo, ma... Esatto, proprio qui. No, però dai, fatto bene. Poi dico, ho fatto il dolce. In realtà, sei un po' come andemmo a giocare a calcio. Ok. Praticamente te guidi e basta. Mi devo trasportare il dolce che mi ha fatto col puteo, giusto? Esatto, col bambino e l'abbiamo portato. E fammi indovinare, la squadra ospite che vi ha visti fare il rinfresco che ha pensato, è la prossima. Perché non lo facciamo anche noi? Ma vedi che questa cosa, perché un bel gesto poi può diventare anche una buona abitudine. Si moltiplica come, no? Moltiplicatore di buone prassi. È una cosa bellissima. Bello. Mi viene in mente un libro che ho chiaramente letto il libro, ho visto il cortometraggio che era più semplice, L'uomo che piantava gli alberi. Io ricordo vero. Tanti anni fa. Non l'ho letto. Molto bello. Praticamente la storia non è una storia vera, ma è una storia ispirata di questo signore francese tra la prima e la seconda guerra mondiale che piantava 100 ghiande al giorno in una collina e per 40 anni, quindi in questa collina poi si è ripopolato il paese che era stato spopolato durante le guerre, perché chiaramente queste querce. Le querce, quindi vuol dire animali, vuol dire acqua, vuol dire vita, e quindi si è rinato il paese. E in Croazia, questa è inventata, adesso non mi ricordo bene, ma in Croazia un uomo vero prendendo spunto da questa storia ha piantato anche lui semi di alberi per anni a Lussino in Croazia e si è rinato anche là una foresta. Vedi, moltiplicatore. Non so se l'avete visto, c'è un film con Kevin Spacey, mi pare Un sogno per domani. Però faceva il buon su sto film, che di solito se cancaro. No, lui faceva proprio l'insegnante di scienze, dà un compito a questi allievi. Il compito è di progettare un sogno per domani. C'è un ragazzino che ha una storia familiare un po' difficile, la madre lavora tantissimo per sbarcare il lunario, insomma fa molta fatica. Il suo sogno per il domani è quello di fare un buon gesto che gli altri dovranno replicare almeno in 3 volte ciascuno, per cui si allarga il cerchio di questi bei gesti. È molto bello, un sogno per domani. Non so se l'hai visto. No, non l'ho visto, quindi c'è quello che dopo in America tutti quanti prende sta moda. Molto bella. Mi ricordo. Qui anche lì diventa un moltiplicatore, quindi praticamente ho un libro da leggere e un weekend fai questo. Sto weekend non posso che portare Mario a calcio. Comunque Marco, goditi tuo figlio finché è piccolo, perché dopo quando arriva a 18 anni ti va a organizzare anche a festa. Mamma mia, infatti, ma è poi tutte queste ore che te passi in macchina. Cosa succede? Beh, parlo con mio figlio, instauro un dialogo con lui, ci scambiamo delle opinioni. A 6 anni. Lo vedo crescere. Adesso abbiamo parlato un po' così, sei contento di questo governo. Bello. Non so, stupido io che in macchina con mio figlio giocavo, facevo i giochi per passare il tempo. Dai, tipo... Ma non so, contavamo le macchine rosse. Anche noi. Classico. Quelle cose là. Sì, figo. E infatti questo mi apre un mondo, perché vi ho preparato una sorpresa, ragazzi. Cioè? Rubrica che si chiama in inglese Let's Play, in italiano giochiamo, in diretto giochiamo. Bastava l'inglese. Ma davvero giochiamo? Sì, vi faccio fare una sfida. Aspetta, scusa. Tu ci fai fare una sfida tra Marco e Guy che noi non conosciamo. Non lo conoscete, ma che quindi potrà essere replicato anche da chi ci ascolta. Assolutamente, potete divertirvi con noi in tempo reale. Ok, perfetto. Poi abbiamo le cuffie. Sembra di essere proprio. Scusa, Pippo, ma è una roba che bisogna prepararsi, perché no, competitivo. Improvvisazione totale. Vai, vincerà il primo che risponde. La prima sfida si chiama Dime e rime. Esatto, dovete dire delle rime in veneto. In Veneto. Il primo che dice rima giusta fa un punto. Ok? Pronti? Aspetta, come ci prenotiamo però? No, se risponde direttamente, te rispondi subito. Vabbè, pronti? Proviamo. Rime con ea. Geva i putei. Stea. Ma ho capito, ma io pensavo fosse una parola. Una parola. Vabbè, la rifacciamo. Ma mi ha un po' deluso perché ea. Aspetta. Rime con ea. Ok. Gevai putei. Dea. No, scuoia. Scoia.
Ma EA? DEA? Rime con EA. E vai putei, scoea. Manca DEA. DEA mi va. Cioè, tante volte ne vedi, va DEA. Un punto ciascuno, ok. Te che posi a roba da mangiare. Toea. Bravo, un punto per Gaetano. E a Cecisetto. Fioia. Sorea. E a che sei sotto i materassi. Moea. Pareggio. Pari. E quando la sbucci piangi. Sioia. Bravissimo Marco. Attenzione perché questa è locale. La utilizzi per vedere se un piano è in equilibrio. Boea. Bravo Gaetano, c'è pareggio. No, a monte deve finire la frase. No, ma se la so prima la posso dire. No, la puoi dire. Beh, rime con eo. Esequeo del maiale. Porseo. Però anche il Porseo secondo me. Esatto. Vabbè, ne ricavi salame. Porseo. Bravo ma Marco. l'ho detto io prima, l'ho detto. No, sveglia, si mangia a Pasqua. Porseo. Agneo. Ma Mimo sempre mangia il Porseo. Giusto, allora un punto anche a Gaetano. Lo metti alla tua fidanzata. Aneo. Pareggio. È una parte più ritmata di una canzone. Baeo. Ritorneo Gaetano. Ma qui siamo 4-3 per Marco. Rime con ara. Pronti? Sì. Di ragazza molto greve. Boara. Bravo. Bella. Piano di lavoro in cui si lavora il maiale. Meglio ara. Bravissimo. Non sapevo neanche cosa fosse a meglio Ragazzi. No, adesso spieghiamo agli amici a casa. Non c'è tempo, stai perdendo tempo. Spieghiamo, è un tavolo che ha delle sponde. Bravissimo. Sul quale viene messa anche la macchinetta che si tira il Esatto. budello. Che si chiama? È macchinetta per tirare il bueo. Bueo machine. Bueo machine se pensi. E voglio casa bueo machine. Oggi La bueo machine per Natale. non perdiamoci ragazzi, rime con ara stiamo facendo. Ara. Si fa una grande confusione. Cagnara. Bravo Marco. Talpa in Veneto. Topinara. Bravissimo. Però, cioè scusa, ma Guarda. Ara. Bravi. E la sfida di Dime e Rime la vince Marco. Però scusa, sì, bravo Marco, bisogna adesso che non chiamo neanche una sigla. Questa. Il motore. Ma no, non c'entra il motore adesso. Questa sempre motore. Però se posso dire una cosa, scusate, sì. giusto per allora intanto complimenti al vincitore. Grazie. Ci sta. Però, voglio dire, se le parole era topinara, io onestamente che vengo dalla città facevo un po' fatica a riconoscere alcuni dei vostri termini. Gaetano, questa era più una rubrica che favoriva più Marco. La prossima favorirà più te. Perché c'è un altro gioco. Certo che ce n'è un altro. Scusa, non lo sapevo. Questo è proprio da Gaetano, ok? Questo gioco si chiama Combo programmi. Sì, allora si uniscono le descrizioni di due programmi televisivi. Voi dovete indovinare il titolo. Esempio. È uno show in cui dei VIP si sfidano a ballare, alternando momenti di sfida e servizi scottanti in giacca e cravatta. Ballando con le iene. Bravissimo. Ballando con le iene. Bravissimo. Ma che gioco è? Ma Mino, che gioco è? Sì, questo se partì Gaetano. Pronti? Un gruppo di persone viene chiuso in una casa per 3 mesi e non devono ridere. Il grande fratello LOL. Bravissimo, un punto per Gaetano. Programma di Rai 1 della domenica pomeriggio, ricco di gaff, gente che cade, animali che fanno ridere. Domenica Benny Hill. No, domenica impaperissima. Sì, Gaetano. Ma che Benny Hill, andava negli anni 80. La Jalapas racconta in modo comico le vicende calcistiche italiane, mentre Maria De Filippi fa gareggiare dei tosi che canta. Mai dire gol amici. Bravo Marco, ma questa manche la vince Gaetano. 1-1. Stiamo per finire il tempo, Pippo. Stiamo per finire il tempo, arriviamo alla sfida delle sfide. La domandona. Per Marco, 20 secondi per dire, solo Marco, almeno 5 undicesimi della formazione dell'Inter del triplete. Vai, 20 secondi. Cambiasso, il principe Milito, poi abbiamo Materazzi,
Poi abbiamo, madonna mia, adesso ho l'ansia, e poi in porta abbiamo Giulio Cesar e Capitano Zanetti. Ne hai detti 6, bravo Marco. Ora tocca a Gaetano. Li ho suggeriti io. Sì, infatti ti sei furbo però. Capito, ma Gae almeno 5 undicesimi della formazione della Juventus, campione. Che ha rubato? No, campione d'Europa del 1996. Vai. Davids, Jugovic, Del Piero, Ravanelli, Vialli, Pessotto. No, Peruzzi. Ma quanti ne ho detti? Ne hai sbagliati 2. Ah, davvero? Sì, i primi dono chi era? Davids non c'era Davids, no, nel 96. No, Jugovic ha tirato non rigore. Non c'era Jugovic. Peruzzi, Ferrara, Pessotto, Viercovud, Sosa, Deschamps, Conte, Del Piero, Vialli, Ravanelli, e vince Marco! Bravissimo Marco. Cosa ho vinto? Hai vinto un weekend alle Terme di Saturnia. Cosa? Non posso andare perché a portare Mario a calcio. Allora, io accetto la sconfitta, però a onor del vero c'è un nome, è entrato dopo Jugovic, è entrato... Ho proprio guardato la notizia, ha detto la formazione titolare. Va bene, avete ragione. Adesso mi ho capito che devi andare tanto in Rio per vincere una Coppa Europea quattro squadra, però... Le polemiche calcistiche a cura di Marco Zuin. Allora, non parliamo di calcio. Io che non parliamo del calcio, stiamo in mente il weekend. Esatto. Ancora. Parliamo invece di una delle cose che abbiamo fatto veramente tutti nella vita almeno una volta. No, guarda che senti anche i bambini sto podcast. Anche i bambini credo l'abbiano fatto almeno una volta nella vita. Si parla di selfie. Giusto, selfie. Allora, alzi la mano chi non ha mai fatto un selfie fino adesso. Guarda, Marco. No, ho messo di farmene uno proprio in questo momento. Areola. Un selfie mentre parliamo di selfie. Allora fate i vostri selfie e pubblicateli qui sotto il podcast. Posso bisogna spiegare per forza cos'è un selfie? No. Vabbè, magari c'è cenno. Un simpatico 95enne all'ascolto che magari vuole saperne di più. Se è buono ad ascoltare un podcast, se è buono anche farsi un selfie anche comunque. Bravo, spiega lo stesso, dai. È una fotografia scattata a se stesso, destinata alla condivisione in rete, ad esempio. Cioè, scusa, se mi faccio una foto e un selfie, per forza di condividerlo in rete, posso tenermelo come... Puoi tenertelo come ricordo, alla fine è sempre un selfie. Se poi lo pubblichi in rete, devi stare attento a cosa pubblichi. Però c'è uno che se fa un selfie per se stesso, non so, mi fa un po' strano comunque. Siccome quello che ha so foto sul suo salvaschermo del computer. Vabbè, ma uno si piace tanto. Magari. Esatto. Però, ad esempio, quando uno si fa un selfie, appunto, poi lo pubblica, alle volte, insomma, va incontro anche ad essere proclamato lo stupido dell'anno. Mi come foto comunque sul me adesso che devo vedere. Ma non avevo assolutamente dubbi, Pippo. Ma non so adesso che sei anche allora questa è diversa. Allora è un selfie. Che sei anche do Gabbiani ieri al mare. Non se mi interessa. Fallo vedere agli amici del podcast. Ma no, non lascia stare. Comunque dicevamo che alcuni tra i selfie che ci sono stati dei selfie obiettivamente molto sciocchi, tipo faccio degli esempi, tipo, la deriva del selfie. Sì, però vorrei che a ogni esempio voi rispondeste con, come se fosse una litania, con un Braumona. Riproviamola. Braumona. Vogliamo spiegare velocemente cosa significa Braumona? Braumona vuol dire Braumona. Questi vengono le parole per descrivere. Il Veneto è molto secco, asciutto, preciso. Sì. Tipo il primissimo 17 agosto 2017 sulla Rambla Barcellona. Sulla Rambla Barcellona c'è stato un momento molto 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 drammatico. Un italiano ha postato sul suo profilo social una foto di lui sorridente con le ambulanze alle spalle. L'attentato a Barcellona. Bravissimo. E lui scrive sotto, la didascalia è: sono a Barcellona nel bel mezzo dell'attentato terroristico, non vi preoccupate, tutto a posto. Ma cosa è tutto a posto? Ma e ora cosa possiamo dirti? Bravo Mona! Cosa ha voluto dire? Poi ad esempio a scuola cosa abbiamo insegnato? Diverse cose, una su tutte, che quando c'è un temporale dove non si deve andare sotto gli alberi. Bravissimo. Però probabilmente gli era assenti sti 3 ragazzi londinesi. No, forse a Londra nei alberi, forse ha un programma scolastico diverso. Probabilmente è quello. Comunque questi, non sapendolo, si sono andati a riparare proprio sotto un albero, ma hanno avuto il colpo di genio di farsi un selfie e in quel momento preciso sono rimasti fulminati. Sì.
si sono immortalati con un selfie. Non era servito neanche al flash a quel punto là. Scusa, ma però sono vivi. No, sono vivi, sono stati gravemente feriti, però comunque a testimoniarlo il fatto che erano vivi, che poi sul letto di ospedale si sono fatti un bel selfie. Chiaro. Proprio dei geni. E allora cosa possiamo dire? Bravo Mona. Qua sarebbe Braimona. Qui vi ricorderete anche voi, qualcuno tempo fa ci venne a raccontare questa cosa, delle vacanze che aveva fatto, e ci aveva raccontato di essere stato uno dei tanti che, vi ricordate la Costa Concordia? Sì, all'isola del Giglio, sì. Il genio, manovra geniale dell'inchino fatta dal capitano Schettino. Bravissimo. E la Costa Concordia era rimasta incagliata sul mare e tutto il resto. Ma alcuni, direi molti, hanno fatto centinaia e centinaia di chilometri per andarsi a fare un selfie con alle spalle. Il turismo dell'orrore. Sì, lo chiamano così. Una roba inaccettabile per me. Ma noi cosa diciamo? Bravo Mona! Sì. Tra l'altro, scusa parentesi, un film molto divertente di Macio Capatonda su questo tema, che adesso cercherò come si chiama, ve lo dirò tra poco. Ma allora, prima che Pippo ci dica il titolo di Macio, uno degli ultimi esempi, non vi ricordate il Tour de France di qualche anno fa, di un paio d'anni fa, 2020? Non mi ricordo tanto il Tour de France, ma mi ricordo l'ometto che era alla fine del Tour de France. Attenzione, corridore in arrive, sporteve a droite o alla gauche. No, questa volta non era un ometto col megafono, ma era una signora, una ragazza che si è messa in mezzo alla volata per farsi un selfie con i ciclisti che arrivavano. Ed è volata una marea di gente. Ed è volata anche una serie di... Sì, esatto. Tanti perché... tra l'altro hanno detto bravo Mona. Ma tantissimi. Salutiamo comunque il signore dietro agli amici del Tour de France. Quel signore cosa faceva? Così. Il signore dietro diceva che gli è venuto in mente il film di Macio Capatonda che si chiama Omicidio all'italiana. Che fa molto ridere. Giusto. Ma non solo tragedie, per fortuna. C'è chi invece ha semplicemente dato dimostrazione di stupidità, ma facendo un piccolo errore, diciamo così. Un ladro di professione va a rubare in un appartamento, ruba uno smartphone e ha il colpo di genio di farsi un selfie. Lo smartphone rubato. Vabbè, poi siccome probabilmente non è pratico, comunque il karma ci vede benissimo, cosa succede? Che invia per errore la foto a un amico di questo, del proprietario del telefono, che vede sta roba, capisce tutto e quindi avvisa e viene arrestato. Un genio a cui noi tutti vogliamo ripetere bravo Mona! Però dietro Good Moon in inglese. Good Moon. Però di fronte a questa stupidità noi vogliamo anche dire che c'è chi ha dato una spiegazione scientifica ai selfie, alla necessità di farsi i selfie. Una rivista specializzata ci ha spiegato che farsi i selfie in realtà ci aiuta a ricordare meglio le sensazioni fisiche e le emozioni provate in quel momento. Ti fai la foto e quindi ti ricordi. Bravo, vado al ristorante da Cracco a mangiare, mi ricordo perché ho fatto la foto del piatto. Beh, ti resta impresso. Il presso, se proprio roba che mi resta impresso. Quindi non mi interessa neanche il selfie, in quel caso mi basta l'estratto conto. Esatto. E comunque sia, per quanto ci sia una spiegazione scientifica del fatto, noi a tutti gli stupidi selfie vogliamo dire bravo Mona. No, selfie chi può. Attenzione, bella. Ma è proprio la battuta giusta per chiudere Baie, il podcast di Marco e Pippo, il trio comico. Yes.